Continuiamo con la nostra serie di puntate dedicate tutte quante alla crisi, o meglio alle soluzioni alla crisi, una crisi gravissima, una crisi epocale, una crisi come non l'abbiamo mai vista e lo sappiamo tutti, una crisi che va risolta non semplicemente aspettando soluzioni dall'alto, dalla politica, una crisi che va risolta dando ognuno di noi il proprio contributo, nel proprio settore, nel proprio piccolo. Bisogna cambiare tutti quanti noi stile di vita, perché non possiamo veramente più permetterci di vivere come abbiamo fatto fino adesso. E allora andiamo a Villa Cidro, da cui parte un progetto unico, irripetibile, enorme, che probabilmente ci può far sperare in un futuro prossimo. Villa Cidro, dunque, scuole elementari, da qui parte un progetto unico in Sardegna, molto articolato, che parte sì dalla scuola, ma poi si espande in tutti i settori della comunità. Un progetto però che era molto difficile da far passare e infatti correva il rischio di cadere nel vuoto. Fare questo progetto è stato difficilissimo, fin dall'inizio ci avevano sconsigliato di portarlo avanti, ci hanno detto non ce la farete, perché era un progetto che richiedeva l'apertura alla comunità, quindi non solo la scuola, e la continuità nel tempo, quindi non solo fermi ai corsi scolastici. Quindi ci avevano sconsigliato, ci hanno detto lasciate perdere, ma ci abbiamo provato. A questo punto io vorrei farvi conoscere l'altra coordinatrice e ideatrice di questo progetto europeo, che prende il nome di Piga Sardu Birdi. Sì, prendi sardo verde, la traduzione letterale, che significa proprio acquista prodotti verdi sardi, quindi valorizzazione delle aziende locali che lavorano per il rispetto dell'ambiente. Qua nella provincia del Medio Campidano ce ne sono diverse e la Regione Sardegna con l'assessorato all'ambiente ha bandito questi finanziamenti proprio per la valorizzazione degli acquisti verdi. Ma l'unicità di questo progetto, oltre alla passione con cui poi voi lavorate, è il fatto che è un progetto che si espande a macchia d'olio. Si parte da una cosa per poi arrivare a coinvolgere tutta la comunità in una miriade di attività. E quindi adesso io non vedo l'ora di entrare nelle... Perché no? Sì, dai, entriamo nella scuola di Villa Cidro ed entriamo proprio in questo progetto che vi farà imparare delle cose importantissime a tutti, genitori compresi. Abbiamo detto io sono Daniela e noi siamo qui perché la vostra scuola ha deciso di fare una cosa importantissima, una rivoluzione. Sapete che cos'è una rivoluzione? Che cos'è? Ma di più, una rivoluzione è un grande cambiamento, un cambiamento immenso. Sapete che cosa ha deciso la vostra scuola? No? Ha deciso di non fare più rifiuti, mai più. È una cosa grande? Sì. È una cosa importante? Sì. E finalmente la conosciamo, la vulcanica dirigente della scuola elementare di Villa Cidro, coinvolta in questo importante progetto che è una rivoluzione, rappresenta sul serio una rivoluzione.
Sì, rappresenta una rivoluzione non di poco conto, poiché coinvolge intanto un circolo didattico che conta circa 900 alunni, un paese di 15.000 abitanti. E ovviamente la scuola elementare, quindi la nuova generazione, deve essere per prima protagonista di questo tipo di rivoluzione, perché poi se la porterà avanti e la insegnerà poi anche ai loro genitori. Certamente, i bambini sono la risorsa principale in questo progetto, sono loro quelli, il veicolo di trasmissione, quelli che porteranno il contagio positivo anche all'esterno della scuola, e i bambini imparano e ricordano molto bene ciò che sperimentano, quindi sicuramente nella coerenza educativa non si può dire ai bambini bisogna essere ecologicamente corretti, bisogna intraprendere azioni positive eccetera, e poi portare avanti all'interno delle scuole invece delle azioni che sono il contrario, che quindi non incontrano quella coerenza educativa che dovrebbe avere la scuola e poi la società. Una rivoluzione dunque che parte dal basso e che farà risparmiare tantissimi soldi alla scuola, all'amministrazione comunale e alle stesse famiglie. Per seguire le tante azioni di cui è fatto questo progetto abbiamo dovuto raggiungere varie volte Villa Cedro per riuscire a filmare e raccontare le ripercussioni positive e concrete che avrà il progetto e che racconteremo in più puntate. E nel tragitto pensavamo che eravamo orgogliosi di stare dentro ad un progetto tanto ambizioso quanto lungimirante. E allora entriamo nelle classi di questa scuola sarda che segnerà, ci auspichiamo, l'inizio del cambiamento. Qual è la materia petrolio? Tutti questi bambini che sono attorno a me, che sono piccolissimi, hanno già imparato che non è che si inquina soltanto buttando le bottiglie e la plastica per terra, si inquina anche col petrolio. Perché qui petrolio ne abbiamo poco, quindi bisogna portarlo qua con le petroliere, ma le petroliere sono pericolosissime, perché? Che una nave grande sta andando piano mentre la nave piccola con le onde va a sbattere su quella e poi inquinare con il petrolio. E oppure? Incendiare! Sanno tutto questi bambini. Oppure si possono incendiare. A quel punto il petrolio va ad inquinare il mare e i pesci muoiono. Alcuni gabbiani possono impigliarsi nel petrolio. Anche. Alcuni delfini sono morti perché hanno mangiato della plastica. Vedete qua? Si formano nelle isole enormi della plastica. Cioè, vedete quanti danni può provocare il petrolio e loro alla loro età l'hanno già imparato, per cui promettetemi che non butterete mai almeno la plastica per terra. No, perché si deve rispettare l'ambiente. Bravissima! Si deve rispettare l'ambiente e la natura. E infatti in questa scuola cosa fate? Voi? Rispettiamo tutte le regole. Hai visto che bravi in questa scuola? All'età di 6 anni sono già dei piccoli adulti che rispettano l'ambiente. Quindi chiudiamo così. 1, 2, 3. Viva l'ambiente! Una serie di corsi scolastici in cui i bambini hanno imparato non solo i danni che provocano tante nostre abitudini, ma anche le soluzioni per porvi rimedio. Carta riciclata, pannelli solari a scuola, eliminazione totale della plastica e dello Scottex, raccolta differenziata e tanto altro. Questi gli intenti principali, ma nel contempo anche corsi di formazione alle famiglie ed iniziative fatte insieme all'amministrazione comunale, per far sì che queste azioni durino nel tempo e non finiscano a conclusione dei corsi scolastici. Adesso vi presento i due vispissimi capoclasse che sono Davide e Riccardo. E Riccardo che se la ride contento perché questa è una scuola felice. Mi spiegate che cosa avete in questi sacchetti? La borraccia, l'asciugamano e il tovagliolo. E il tovagliolo, che adesso vi spiego a cosa servono, perché questa è una scuola che sembra aver fatto un passo indietro, mentre invece è un passo nel futuro. Un passo nel futuro perché? Spieghiamolo bene.
perché con questa sacchetta e con questo contenuto della sacchetta cerchiamo di eliminare tutti i rifiuti che si producono nelle scuole, soprattutto nella nostra scuola. Allora, all'interno abbiamo una borraccia. Questa borraccia serve a eliminare tutte le bottigliette di plastica che ogni giorno i bambini portano. Poi abbiamo l'asciugamanino per asciugarsi le mani quando vanno in bagno. Abbiamo il tovagliolino per andare in mensa, quindi non più Scottex per asciugarci le mani e per utilizzare durante il nostro pasto. Quindi semplicemente le mamme una volta alla settimana cambieranno probabilmente il... Lo portano pulito il lunedì e lo riportano il sabato a casa, in modo che la settimana successiva ci sia di nuovo il cambio pulito. Un semplicissimo meccanismo che, se venisse adottato in tutte le scuole, ridurrebbe di parecchio i rifiuti prodotti a scuola. Considerando che questo circolo didattico ha quasi 1000 alunni, possiamo immaginare la riduzione di rifiuti che avrà come impatto benefico sull'ambiente. Ma soprattutto pensiamo alle tante bottiglie di plastica in meno comprate dai bambini e quindi dalle famiglie dei bambini, e soprattutto cominciamo a bere la nostra acqua. L'intenzione è quella di avviare un fontanile, voi lo chiamate. Un fontanile d'acqua pubblica in cui non soltanto i bambini potranno riempire la loro borraccia la mattina appena arrivati a scuola, ma anche i genitori avranno la possibilità di venire con le bottigliette in vetro, con le bottiglie in vetro, e riempire la loro acqua, quindi riutilizzare l'imballaggio, non più produrre bottiglie di plastica da buttare poi. Questo discorso sembra così banale, così semplice e così ovvio, e invece è più difficile di quanto sembri realizzarlo concretamente. Ad esempio il discorso dell'acqua io lo faccio da tanto tempo e non riesco ancora a capire perché alcuni debbano bere l'acqua di Bologna o di Brescia o di Milano, quando se in ogni regione d'Italia usassimo la nostra acqua risparmieremmo innanzitutto in soldi, non ci sarebbero i tir che passano da una parte all'altra e la nostra economia crescerebbe. Sì, in effetti condivido pienamente queste sue considerazioni, perché la nostra economia ha bisogno di ossigeno, ce ne rendiamo conto, tante aziende chiudono il nostro territorio e la ricetta è una sola: dobbiamo valorizzare ciò che produciamo, perché ciò che si produce nella nostra terra è buono, ha ancora un buon sapore, quindi ha tutte le proprietà necessarie per un'alimentazione corretta, e in questo senso davvero bisogna proprio partire dai bambini perché possano apprezzare. Brava l'assessore. Per quanto riguarda invece il discorso dell'acqua, cosa può fare, cosa sta facendo l'amministrazione per agevolare questo progetto? Allora, intanto l'intervento dell'amministrazione è volto a posizionare le fontanelle che a Villa Cidro in passato tutti conoscevano, quando le bottiglie in plastica non si conoscevano. Ecco, allora vogliamo partire proprio da lì, abituare i bambini ad utilizzare l'acqua buona del nostro territorio, della nostra terra, evitando quindi di contribuire anche all'inquinamento dell'ambiente attraverso la produzione di bottiglie appunto in plastica e di tutto ciò che proviene appunto dalla plastica. Uno dei punti chiave all'interno di questo progetto è quello di eliminare la plastica, decisamente eliminare le bottiglie di plastica, come abbiamo visto portando a scuola direttamente delle borracce in cui si versa l'acqua presa addirittura da un fontanile pubblico, quindi anche acqua del posto. La plastica bisogna riutilizzarla, ci sono tanti modi, uno dei quali si è scoperto qua è anche crearci delle piccole opere d'arte, così anche per divertirsi. Come avete fatto a realizzarle? Prima di tutto abbiamo preso un fondo di una bottiglia e abbiamo preso delle forbici e abbiamo fatto delle decorazioni come le volevamo. E poi, ma come fate ad ottenere questi effetti? È bastato ritagliarlo a fettine, chiamiamole così, e a bruciacchiarle con una candela.
A questo punto, una volta create le opere, guardate qua, le hanno applicate sulle loro sacche, personalizzandole. Quindi è anche un modo così per stare insieme, per divertirsi, per essere creativi, ma soprattutto per far del bene a noi e all'ambiente. L'unicità e la forza di questo progetto stanno nel fatto che gli ideatori hanno stretto tutta una serie di legami con grosse aziende che operano nel territorio in modo da avere ripercussioni concrete nella vita quotidiana. Il tema di oggi è l'acqua ed è paradossale quanto il semplice bere dell'acqua possa causare tanta spendita di denaro e di inquinamento solo perché ci ostiniamo a berla nelle bottiglie in plastica che il progetto si prefigge di eliminare. Nei casi in cui non se ne possa fare a meno, comunque la plastica va almeno riciclata e riutilizzata ed è per questo che raggiungiamo un grosso impianto nelle vicinanze di Villa Cidro per capire meglio di cosa stiamo parlando. Di nuovo fuori dalla scuola, come vi ho preannunciato, questo progetto ci porta tante volte fuori dalle mura scolastiche per andare, come vedete, nella vita quotidiana. Guardate dove ci ritroviamo, in un impianto di smaltimento e riciclaggio proprio vicino Cagliari a Samassi, in cui vengono riciclati i tappi di plastica che dalla scuola vengono portati via e riutilizzati. Ma voi rigenerate tutti i tipi di plastica? Perché qui li vedo rappresentati quasi tutti. No, allora non li rigeneriamo tutti, rigeneriamo la plastica che insomma deriva dal nylon, eccetera, quindi insomma polimeri ad alta densità e altri tipi di plastica che poi noi utilizziamo per la produzione delle casse. Ma invece i tappi di plastica a cosa servono? Hanno una funzione specifica? Allora, i tappi di plastica nello specifico per quanto riguarda la nostra azienda vengono densificati e poi rigenerati e poi la materia prima che viene realizzata con la lavorazione del tappo in un secondo momento diventa granulo, che è insomma il materiale che poi viene commercializzato. E da questo granulo si producono le cassette in plastica? Da questo granulo noi produciamo le cassette in plastica, qualche altra azienda produrrà altro, insomma, che si può fare con quel genere di materiale. Ok, noi lo utilizziamo per le cassette perché fabbrichiamo quello, però chi fabbrica sedie, chi fabbrica qualunque altra cosa in polietilene o polipropilene le utilizzerà per un altro impiego. Quindi state capendo l'utilità finalmente di impegnarci su questa raccolta differenziata, perché invece di buttarle e quindi creare inquinamento, in questo modo possiamo recuperarle e creare altre cose, in modo che queste materie prime non debbano per forza venire rifatte per ricreare altre cose. È un circolo che si chiude poi. Esattamente, è proprio un circolo che si chiude, nel senso che il tappo, dopo essere stato utilizzato insomma nelle nostre tavole, per così dire, viene poi appunto lavorato e la possibilità è quella o di farla ridiventare tappo qualora un'azienda produca tappi o di farla diventare qualunque altra cosa. A questo punto siamo arrivati in un altro capannone dall'altra parte della strada, se possibile ancora più grande, dove viene proprio confezionata la cassetta, il prodotto finito. Ma mi interessava sapere di questo macchinario che è la trafila, cioè qua viene portato il prodotto grezzo che si chiama, sto imparando, materia prima seconda, giusto? Esattamente. Cioè quella materia prima ottenuta dal prodotto riciclato. Esatto. Qua viene portato il materiale che noi produciamo dalla sola lavorazione, quindi dalla macinazione piuttosto che dalla densificazione della plastica. Ve ne faccio vedere un pochino. Sì, guardate che interessante, perché sono tanti pezzettini di plastica di Ma noi
qua noi abbiamo già creato l'insieme di plastiche che poi porterà ad ottenere la cassetta. A questo punto questo materiale passa in questo macchinario che si chiama trafila. Esatto, il materiale arriva qua all'interno dell'estrusore e viene praticamente riscaldato, lavorato e filtrato. E poi il materiale finito è questo. Oh, eccolo qua, il materiale finito da cui si fanno le cassette. Questo è molto importante, vi dico perché. Allora, loro risparmiano un bel po' riuscendo a lavorare questa plastica, il che significa che poi a sua volta fanno risparmiare l'acquirente, cioè il sardo che può acquistare le cassette da loro, ed ecco perché praticamente avete quasi il monopolio della vendita delle cassette in Sardegna. Diciamo, ci difendiamo bene, insomma, abbiamo anche degli altri concorrenti, però va bene. Comunque questo è positivo, perché in ogni caso il consumatore finale guadagna dall'aver riciclato la plastica. Questo è il risultato finale. Adesso qua invece vi stiamo portando all'interno così dell'azienda dove si fabbrica proprio la cassetta. Esattamente. Ora se ci avviciniamo vediamo un attimino come funziona. Praticamente il materiale viene portato all'interno della pressa, riscaldato, ok, iniettato all'interno dello stampo e poi ci sono le cassette. Venite. Quante ne producete di cassette giornalmente? Orientativamente 25.000 più o meno. 25.000? Sì, ogni 24 ore. Il progetto Piga Sardubirdi vuole proprio portare tutta la popolazione piano piano a fare degli acquisti verdi, cioè ecologicamente compatibili. La Regione allora ha pensato, e siamo con il responsabile dell'ufficio provinciale del Medio Campidano, ha pensato di istituire i GPP, che sono degli uffici nuovi, che sono sconosciuti alla maggior parte delle persone, che si occupano proprio di questo, di informare i cittadini. E così è, in effetti. Dopo circa un anno di riunioni, di incontri con la Regione, tutte le 8 province sarde hanno il loro ufficio GPP, che è un servizio. È un servizio, fondamentalmente GPP, senza andarla a tradurre dall'inglese, significa indirizzare gli enti locali come il nostro, i comuni, le ASL, le grosse ditte, ad predisporre i loro bandi di acquisto, le loro gare, all'interno delle quali ci devono essere acquisti, tra virgolette, verdi. Ma soprattutto dobbiamo informarli dove fare gli acquisti verdi e quali sono. Bravissimo, è proprio questo il punto, anzi è il servizio che danno gli ecosportelli cosiddetti. Gli ecosportelli che sono in unione fra di loro, cioè in rete, e che quindi formeranno da qua a breve, proprio perché sono giovani tutti quanti, formeranno un database dove inseriremo molte ditte che producono già prodotti ecocompatibili con l'ambiente. E tutte le volte che un comune, o come ho detto prima, un ente locale in generale, avrà necessità di essere coadiuvato nella ricerca di un determinato prodotto, il GPP è là pronto a dargli la notizia che gli serve. E qui io credo sia una delle parti più belle, più divertenti di questo percorso, perché sono con alcuni degli alunni di che classe siete? Della quarta B, beh, riditelo, di che classe siete? Quarta B! Di che classe siete? Quarta B! Ho capito, della quarta B. L'entusiasmo è alle stelle, perché questo è il momento topico di ogni singolo argomento, quella in cui i bambini riassumono quello che hanno imparato in vari cartelloni fatti di loro pugno e di cui vanno ovviamente molto orgogliosi e che rappresentano in pochi semplici concetti questa rivoluzione partita da Villacino, appunto semplice, basta poco.
Alla prossima settimana.